appena raggiunto, perché ha appena finito il servizio, quindi ci può dare delle notizie dettagliate sulla situazione, controlli, assembramenti. Lui ha visitato la città ed è un agente di polizia, ispettore, oltre che essere un sindacalista. L'amico Raffaele Padrone. Allora, ben ritrovato dottore. Che Grazie a voi. situazione ha visto in città oggi dal punto di vista proprio dei controlli, degli assembramenti, il concentramento, insomma, di persone? Ci hanno avvisato anche di tante altre situazioni che sembravano al telefono sembravano così gravi, ma non c'è più che altro le persone che ci sono ogni sabato. Forse nei centri commerciali si sono verificati più episodi di numero di persone alto, però voglio dire le persone sono molto educate, nel senso che anche ieri abbiamo fatto dei controlli, sicuramente lei ne avrà parlato. Quindi sembra tutto tranquillo. Assolutamente, le Roma persone invece è corrette. chiuso dal questore a Sì, Spilimbergo. era un discorso abbastanza vecchio, però è stata portata questa chiusura. Le faccio una domanda, io ho dato un'anticipazione, lei può rispondermi come preferire. Mi dicevano che probabilmente nei prossimi giorni altri locali della città e no potrebbero fare la stessa fine del bar Roma. Ma non è questione. Allora, i controlli, il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha mandato una circolare, l'avrete sentito, ai prefetti questori, di intensificare in questa fase delicata i controlli chiaramente negli esercizi pubblici, perché è il posto dove le persone si trovano più facilmente, dai bar ai ristoranti ai posti dove la gente è abituata comunque a ritrovarsi. Certo. E che stiamo, ripeto, vivendo una particolare situazione dove dobbiamo avere delle attenzioni, porre attenzioni particolari, che è quella dell'utilizzo della mascherina e la distanza di sicurezza, nient'altro. Credo che poi fondamentalmente non è che ci venga chiesto di andare con la cravatta, voglio fare la parte ironica, ma ci dicono che dobbiamo mettere a distanza di 1 metro di sicurezza e una mascherina. Guardi, io devo dire la sincera verità, l'ho vista oggi, l'ho verificata anche durante la manifestazione che c'è stata, la gente è corretta. Devo fare una precisazione. Veloce, Noi dobbiamo andare in vediamo, Veneto vediamo molto di più i ragazzi di una certa età, che anche quando fanno le loro passeggiate, io l'ho vista anche andando in bicicletta, vedo che sono più i giovani che stanno meno attenti a queste norme di sicurezza. Ragazzi, attenzione, perché se ci dicono e ci impongono dalla regione o direttamente dal governo di chiudere nuovamente, è una cosa grave, ma non tanto per tutto il sistema economico, e poi diventa difficile anche accettare questa cosa. Aspettiamo fino al 3, ci sono le possibilità. Oggi mi segnalavano dalle spiagge che non c'era assolutamente molta gente che girava, quindi l'educazione dei Friuli Venezia Giulia, tanto di cappello. Però devo fare un appello ai giovani: attenzione, perché poi i controlli vengono fatti nei bar o nei pub dove la gente si ritrova, dove i giovani si ritrovano. Bene. E date la possibilità anche rincorrere in contravvenzioni anche al povero titolare. Giustamente, ecco. Grazie. Quindi, allora all'amico Raffaele Padrone, l'abbiamo tirato per la giacchetta, era venuto a fare un saluto, non era prevista, visto che era già venuto ai nostri studi lunedì, però era giusto anche avere una panoramica della situazione. Grazie allora all'amico Raffaele Padrone. Andiamo in Veneto. Alessio, chiudi tu questa prima parte con la tua ospite, a seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario. Tornerò nuovamente io per l'edizione di Udine, l'edizione del Friuli, con tanta cronaca, con novità e soprattutto cronaca incentrata sulla città capoluogo del Friuli, Udine.